La 31esima Borsa Internazionale del Turismo di Milano, stamattina l'apertura, presente in forze il Veneto che punta soprattutto sulla tecnologia e lo sport e la sua perla Venezia. Forte del suo primo posto in classifica per numero di arrivi, il Veneto alla BIT torna a proporsi come meta turistica globale, dal mare alle Dolomiti, dalla cultura allo sport, ed è proprio lo sport il protagonista della nuova strategia della provincia di Treviso che quest'anno ospiterà i mondiali di mountain bike. Il percorso è quello classico del Montello e quindi un terreno non facile, un terreno per esperti, ma certamente un terreno ricco di fascino e di grandi aspetti di carattere territoriale. Treviso, la provincia dello sport? Sì, un'esperienza nuova nel panorama veneto, un mettere a sistema alcune imprese e quindi si sono messe in gioco scommettendo su una ricettività specifica mirata per il turista sportivo. E contro il turismo mordi e fuggi, caratteristica di questi ultimi tempi di crisi, la provincia di Venezia scende in campo. Accomodatevi, dice il nuovo slogan, non solo parole ma anche coi fatti. Accomodatevi, ma accomodatevi con calma, sostate in tutti i luoghi bellissimi della nostra provincia che possono dare numerose emozioni, per cui è in qualche modo un messaggio volto al turismo lento e non al turismo mordi e fuggi che diciamo non porta vantaggio al nostro territorio. E com'è il bilancio del 2010? Ma è un bilancio sostanzialmente buono perché ci riconfermiamo come prima provincia in Italia appunto per le presenze, con 33 milioni di presenze. Teniamo conto che il Veneto ne fa 66 milioni, per cui sicuramente numeri rilevanti che si evidenziano nella città di Venezia ma soprattutto nelle nostre spiagge.